sta succedendo davvero una cosa assurda, l'Austria che chiede sanzioni all'Italia e intanto la Carinzia viene qua a fare propaganda per portarci via le aziende. Allora o il governo davvero questa volta fa una cosa seria per le aziende, altrimenti dobbiamo davvero pensare che le aziende vadano via. Quali sono le migliori condizioni che propongono? Beh, una fiscalità assolutamente importante, un 24% contro il 48% nostro, ma credo davvero che il governo debba intervenire, ma intervenire in maniera seria, perché che un paese venga qui a pubblicizzare e portarti via le aziende, credo davvero sia una cosa assurda. Tra l'altro Europa su Europa, io credo che questo davvero si debba fermare, lo può fermare un governo serio che dice di essere del cambiamento, facendo un shock fiscale perché le aziende rimangono nel territorio, altrimenti gli imprenditori scapperanno, loro non hanno problemi perché i prodotti andranno a fare altrove, un'ora di macchina da qui e impoveriremo il nostro territorio che è sempre stata la locomotiva di tutta l'Italia. Nella campagna elettorale tutti quanti andavamo a dire la defiscalizzazione per mantenere le aziende. Oggi il governo non sta facendo niente. Credo che invece di creare redditi di cittadinanza debba dare una forza all'azienda per creare posti di lavoro.